Partito Democratico, c'è un domani, ma non è ancora l'alba. Lui è uno dei futuri possibili, Giacomo Possamai, nella cantera del PD. È sicuramente uno dei giovani di talento. Giocherà un ruolo importante nelle partite che arriveranno, a cominciare dalle regionali del 2020. Politico made in Vicenza, già capogruppo in consiglio comunale, ha capito per primo che i Dem hanno una chance, quella di aprirsi alle liste civiche, ai mondi, alle categorie, al sindacato, alla cooperazione. Per questo ha lanciato il Patto per il Veneto. La vittoria di Bonaccini, pur in un territorio molto diverso dal nostro, deve essere di ispirazione, perché Bonaccini ha capito che anche in Emilia-Romagna il PD da solo non bastava più e che dovevamo aprirci alla società e pensare a liste civiche e a strumenti per parlare con tutti. Credo che questo sia il messaggio forte che è uscito da quel voto e sia il motivo per cui poi la Lega è uscita con le ossa rotte dalla partita in Emilia-Romagna, perché gli emiliano-romagnoli hanno capito che Bonaccini era una figura vicina al territorio e che Salvini il giorno dopo le elezioni sarebbe tornato a casa sua, mentre Bonaccini sarebbe rimasto lì a governarli. Lo stesso messaggio dobbiamo costruirlo qui. Sfidare Luca Zaia con un progetto nuovo, aperto alla società, senza arroccarsi in circoli chiusi. È questa la proposta che Giacomo Possamai ha rilanciato in occasione della direzione regionale del Partito Democratico.